Allora, Beantech è una realtà informatica friulana che conta 150 persone tra le sedi di Udine e di Mestre e da 20 anni affianca le aziende nelle sfide della trasformazione digitale, aiutandole a cogliere le opportunità delle nuove tecnologie e dell'industria 4.0. I dati oggi sono al centro di ogni business e Beantech si propone come un partner unico per la gestione dell'intera filiera, dalla raccolta del dato tramite sistemi IoT o Industrial IoT, all'archiviazione su infrastrutture on cloud o locali, all'analisi con sistemi innovativi e l'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale. Innanzitutto è importante capire il contesto. Il contesto è quello del mercato dell'acciaio che da anni ormai vede una contrazione della domanda e vede un utilizzo degli impianti, al di là di alcuni settori di nicchia, che si attesta attorno al 70%. Le statistiche di settore prevedono che questo caratterizzerà anche il prossimo futuro, infatti è stato definito la new normal. In questo specifico contesto, la piattaforma realizzata da Daniela Automation e Beantech ha un'enorme potenzialità sul mercato per due principali motivi. Il primo è che i costruttori di impianti possono affiancare alla loro tradizionale attività appunto di costruzione degli impianti quella dei servizi e la piattaforma realizzata è un eccellente abilitatore di servizi. Il secondo è che gli utilizzatori finali, grazie ad un investimento contenuto, possono avere in casa una piattaforma che permette loro di ridurre i costi operativi e di essere più competitivi sul mercato. Di fatto, l'unione delle competenze di Daniela Automation e di Beantech ha permesso di portare le più innovative tecnologie digitali al settore metallurgico, potenziando di fatto quelle che sono le capacità di raccogliere i dati dagli impianti e di analizzarli. Sopra questa piattaforma è possibile poi costruire servizi e prodotti innovativi in diversi ambiti, quelli della produzione, della qualità, della manutenzione e dell'efficientamento energetico, portandoli di fatto sul mercato anche con nuovi modelli di business che si basano sul servizi e sulla fidelizzazione del finale. Per una realtà come Beantech, l'attività di ricerca è fondamentale, in quanto ci permette di crescere e di rimanere competitivi sul mercato. Fare ricerca significa investire e progetti come questo del Porfes, che permettono di ottenere contributi e finanziamenti a supporto della ricerca, sono per noi fondamentali. È anche per questo che Beantech negli ultimi 5 anni è passata da 30 a 150 persone.